Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica. Che barba, 13 agosto, subito andare in fase di aspersione con acqua per preparare con il Down of Glory pre-barba la rasatura estiva. L'acqua è calda, il tempo anche, il nuovo ciclone, come si chiamano? Ha invaso le nostre contrade. Voi come state? Ci si avvicina al Ferragosto, ormai l'Italia si è praticamente fermata, è molto liquido il Down of Glory e quindi cerchiamo di aspergerlo e di spargerlo sulla nostra barba, fatta in parte con un down 3 giorni fa ormai, quindi insomma abbastanza lunga. Vi spero bene. Oggi cercheremo di fare tutto rapidamente. Agosto non è il modo migliore per produrre nessun tipo di attività cinematografiche, tantomeno le mie rasature, perché forte è la distrazione di attività all'aperto e per fortuna, se no vorrebbe dire che saremmo relegati a divertirci aspettando di guardare, non dico me perché non scherziamo, ma insomma tutto attraverso un computer. E quindi mentre massaggiamo, io reduce ieri da una cena in Toscana con amici sempre qua in Maremma. Oggi salterò il pranzo perché bisogna mantenere la linea, mantenere fresca la mente e non affaticarsi. Saluto Alessio Herrera, Odus Oddity, Alex Nurs, Luigi Dal 13, Mirko Falà, Odli ODT. Saluto Fabrizio, saluto Fabio e vado a scegliere il rasoio di oggi, ve lo faccio vedere. Il rasoio di oggi sarà il Roman Empire di Pitrelliana Memoria, trovato all'interno di una scatola ricevuta parecchio tempo fa in 2 pezzi. Che vedete, sono rasoi elementari, come io li chiamo, ve lo faccio vedere, hanno anche però l'idea di essere leggeri, portatili, con una confezione un pochino vellutata, che andiamo a chiudere con discrezione. Possiamo anche cominciare a montarlo prima di vedere che sapone utilizzeremo. Questi sono i 2 pezzi, questo è il manego, come vedete, con una modesta lavorazione di bulino, e credo che, se non ricordo male, a parte il peso modesto, quindi la potenza di taglio dovete un po' dargliela voi, abbiamo nella testa un'aquila imperiale che ricorda l'antica Roma, e quindi passando dagli highlights di corso possiamo andare al concetto di Trevi Scott al Circo Massimo che ha fatto tremare Roma, hanno chiamato i pompieri, qua c'è il terremoto, quindi sovrintendente, basta concerto al Circo Massimo. Dopo i 70.000 che hanno cantato con questo indemoniato, hanno capito che forse è meglio vicino a Caracalla evitare di fare queste manifestazioni oceaniche. Di chi è il sapone? Il sapone è il Calypso, eccolo qua, già utilizzato tempo fa sempre dalla scatola di Vincenzo, un sapone fatto dal saponificio, prodotto dal saponificio Anna Maria, ve lo metto in dettaglio, a Palazzi di Casignana, in provincia di Reggio di Calabria. Alcune informazioni, tra cui il cellulare della signora Anna Maria, se volete salutarla telefonandoli per dandogli il Ferragosto. Io mi sono appuntato alcune note senza parlare di piramidi olfattive perché non mi voglio perdere in queste cose. In ogni caso questo sapone, che ha la consistenza media di un gommoso che andremo a montare con un sintetico, è fatto con essenze di bergamotto, arancio, geranio, lavanda e patchouli, e attraverso l'utilizzo di olio extra vergine di oliva e senza coloranti né sbiancanti. E avanti così. E accendiamo anche la Revo Axis, che oggi trasmette Radio Bla Bla, una radio ricca di programmazione musicale rapper che io non adoro, ma non è che debba piacere a me, ma deve piacere soprattutto a voi. E quindi per passare al dunque, poi cerchiamo di abbassare perché la rotella ogni tanto fa degli scherzi e alza il volume di troppo, andiamo a estrarre dalla ciotola Fabergé questo arancio di pennello Yaki Professional sintetico nero in ciotola Fabergé, vedete, nero con delle presenze grigie. E andiamo a aprire il nostro Calypso. Scusate, ogni tanto mi sposto perché ho l'anta dell'armadio qua sulla destra, lato porta, mentre a sinistra c'è la finestra, e andiamo a montare senza indugiare. E vedo che subito la partenza dalle Calabrie, insomma, si comincia ad aggrappare il nostro pennello sintetico. Bene, la rasatura della domenica, a maggior ragione in giornate come le feste di questi giorni, insomma, vanno onorate in maniera completa, non vanno abbandonate, insomma, non ci si deve spiaggiare muniti
di sciatteria nel viso, poi il resto andate in giro come volete, ma insomma almeno per quanto riguarda quello, e mentre approfittiamo subito di una istantanea vivificazione del nostro sapone, andiamo a vedere negli altri highlights purtroppo 2 donne morte al carcere di Torino delle Vallette, abbasso qua perché bla 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 sta un po' blaterando un po' troppo forte, anche perché per quello che ci stanno proponendo, lasciatemi dire, non ci perdiamo granché. E più un altro uomo suicidato a Rossano Calabro ieri, quindi sono 3 morti nelle carceri. Una di queste donne d'origine nigeriana si è lasciata morire, forse non vedeva più il figlio, separata dal marito, insomma cose drammatiche. Quindi Carlo Nordio si è ieri precipitato nelle Vallette e anche premurandosi di dire che non è andato a fare un'ispezione, ma era soltanto un gesto di solidarietà per questo dramma. I radicali, che io sapete seguo, essendo liberali come me, insomma da sempre portano avanti l'argomento della situazione nelle carceri, che non va sottovalutato perché è veramente un disastro. Sovraffollamenti, vogliono usare le caserme per sistemare i detenuti, perché queste sono le misure del governo. Poi abbiamo De Angelis, il funzionario della regione, ha detto la comunicazione salvato dopo le fregnacce dette sui responsabili della strage di Bologna, quindi la Mambro, Fioravanti e l'altro terzo Ascaro di cui non mi ricordo più il nome. L'hanno salvato, l'hanno messo a fare qualcosa, la Meloni ha detto io non ho deciso niente perché non mi occupo del territorio, in realtà l'ha salvato lei, questo è evidente, quindi il culo sempre parato. Io direi che dopo aver prelevato possiamo anche cominciare, bagnando per bene il viso, a montare in viso il nostro sapone Calypso, mentre il Down of Glory Rasoio Goodfellas certamente preparati, mi guardo nello specchio di servizio che ho inserito nell'altra parte, molto bene il geranio, molto bene sostanze agrumate. Molto buono, davvero, complimenti. Non ricordavo questi arbusti da Aspromontini, che poi non so, Palazzi di Casignano non sarà neanche in Aspromonte, insomma, non lo so, non ho guardato la mappa, certamente ho lo specchio orientato male, ma vado un po' a memoria. Bene, mentre andiamo avanti, salario minimo, finto accordo, l'ha detto anche Lischlein, io incontrerò Giorgia Meloni quando avrà ancora qualcosa di serio. L'altro giorno si sono incontrati giusto per non far vedere che non gliene fregava niente dei poveracci, in realtà non gliene frega niente dei poveracci, si sono così fatti una piccola chiacchierata, insomma, dove non si è deciso niente, insomma, quindi 9 euro rimangono ancora un'utopia, e quindi il governo però si è impegnato per portare a casa, con un gesto secondo loro di responsabilità, attraverso una quota del 20%, non il controllo, ma insomma una quota di partecipazione dentro KKR, il fondo americano che vuole acquisire, anzi sì, vuole comprarsi la TIM, che è la rete telefonica nazionale che tutti conosciamo bene, che vale solamente per le sue infrastrutture. In questo modo il governo ha irresponsabilmente messo nelle mani di uno straniero una compagnia veramente strategica, quella che manda le infrastrutture fisiche della rete telefonica, quindi altro atto di propaganda fatto con i soldi che non hanno, anche quei pochi soldi che ci rimangono, per poi dire agli italiani che l'hanno fatto perché era un asset strategico. Musk e Zuckerberg non si sa dove se le daranno, ecco, si sono dati un appuntamento di 2 miliardari adolescenti, qualcuno dice Pompei, nessuno sa dove sia, sarà la location chiaramente comunicata solamente a fine mese, quindi in una location per dare una mano a 2 ospedali psichiatrici italiani attraverso quelli che saranno i proventi che arriveranno dalla piattaforma Facebook e Twitter, che sono le 2 realtà dei 2 miliardari che trasmetteranno in diretta l'evento. Vedremo questo wrestling, cosa sarà, si daranno degli schiaffi, cosa succederà, insomma intaseranno tutti la rete, siamo tutti qua in attesa. Io sinceramente non sono molto interessato a questo genere di fregnacce, però bisogna anche capire che c'è tutto un mondo che invece queste cose le segue con grande attenzione. E mentre andiamo avanti, Travis Scott, abbiamo detto, il rapper che ha fatto quasi crollare le terme di Caracalla, poi abbiamo il cornuto, abbiamo Massimo Segre, il finanziere, banchiere torinese, che durante la festa, tutti l'avrete visto, ha preso il microfono con la moglie di fianco che avrebbe dovuto sposare, impalmare davanti a 150 invitati, le ha detto che poteva andarsene con il suo avvocato con cui lui e lei aveva una relazione e godersi la vacanza già pagata in Vietnam, mentre lui sarebbe andato in Grecia. Quindi vai via in Grecia, e non so perché ha fatto questo gesto, dopodiché è uscito che la società in mano a Segre, che controlla Segre,
ha effettuato operazioni bancarie e finanziarie senza avere l'autorizzazione della Banca d'Italia, insomma ha commesso un abusivismo molto strano, l'ammissione delle corna, il giorno dopo arriva l'informazione di garanzia, insomma sta succedendo qualcosa di abbastanza strano, vediamo se il caldo ci aiuterà a capire. Poi abbiamo il Broca allo stadio dei Narcos a Roma, c'è stata una partita di petrolio gestita da narcos messicani per 250 milioni di euro, che avrebbe dovuto essere pagata perché è stata acquistata, e questo broker romano all'euro l'altro ieri sera vicino al laghetto dell'euro non so dove, ha vissuto questa brutta esperienza perché i narcos l'hanno cercato, l'hanno trovato e gli ha detto che gli avrebbero staccato la testa. Beh, giustamente non sono gente molto simpatica con cui fare affari, quindi occhio se intraprendete delle manovre che pensate che vi rendano ricchi per tutta la vita, perché rischiate sì di diventare ricchi e un minuto dopo di non avere più la testa. Insomma, questo non mi sembra un buon motivo per rimanere decollati, e quindi io direi che dopo i movimenti, la ricca schiuma del saponificio Anna Maria, possiamo andare a raderci provando le emozionanti ombre, gli emozionanti passaggi, emozionante taglio del nostro rasoio imperiale Augusteo, e quando si parla di tale Augusto si parla sempre di bei tempi, come si diceva, l'età augustea. Allora andiamo a prendere l'Erapira e facciamo l'Erapira, che ve lo dico solo adesso, sono le lame che abbiamo scelto per radio, cioè va con la prova della cola. Guardate qua, ve le metto. Il fuoco funziona? Stai funzionando o stai dormendo? Stai funzionando, molto bene. Allora andiamo a abbassare la radio e prepariamoci alla prova della cola. Apriamo il cartoncino che non riserva nella letta, dove c'è il codice a barre, vedete, delle previsioni di scattosità date dalla colla che chiude la bustina. Doppia busta per l'Erapira. Sì, colla che addirittura strappa la busta, quindi aggrappaggio notevole dell'hot melt sulla busta che sto letteralmente massacrando in maniera anche un pochino ignorante, come dicono qua nel livornese. Doppia busta, noi la seconda ragionevolmente non troveremo niente, in effetti la sento morbida, saltellante, non scattosa e neanche un punto di cola. Eccole qua. Qua abbiamo le nostre rame Rapira e sono esattamente la versione Swedish Super Stainless. Ve la rimetto in primo piano sperando che ok. Andiamo a montare il nostro rasoio, andiamo a rismontare il nostro Roman Empire Augusteo. Eccolo qua. Andiamo a fissare così, eccoci, ripartiamo, questa è l'aquiletta e andiamo a partire con il primo passaggio. Bene, bene, non così insufficiente la chiamare la potenza di taglio, forse un po' tanto, ma l'efficacia di questo rasoio leggero che può andare bene anche per radersi altro. Parlo delle signore, volete radervi con l'imperatore? Scegliete questo rasoio, vi faccio rivedere l'esposizione, spero la possiate apprezzarla in tutto il suo fulgor. Eccola qua. Il viso nel frattempo si è subito asciugato per l'aria calda estiva costiera della città di Cecina, dove mi trovo chiaramente a radermi dentro il cesso di casa mia. Non troppi passaggi, non esagerati, e andiamo a preparare il secondo passaggio, velocissimi. La rasatura è diventata veramente un momento di rapidità. Andiamo. E recuperiamo dal nostro contenitore in alluminio leggero del saponificio Anna Maria, del nostro Calypso, come abbiamo detto, con bergamotto, arancio, patchouli e lavanda. Si sente tutto un lavoro molto buono, devo dire. Ringrazio veramente Vincenzo, che saluto, non so dove sei a Rotondera, spero tu sia in vacanza, spero che sarai da qualche parte, anche se non è male. La Basilicata, dove tu mi hai spedito questa scatola,
un posto di gran moda oggi. Chi in Basilicata avrà trovato la Basilicata della Puglia, torme di turisti di ogni genere con i cappelli di paglia. Oggi se non hai il cappello di paglia non puoi andare in giro. Le avete viste? Sono tornate le donne avventura, hanno di solito un Audi Q3 o una BMW X2, vanno in giro con un cappello di paglia, con gli occhiali Ray-Ban, come le trasmissioni anni 80 che Rete 4 trasmetteva con le ragazze sui SUV, anzi erano fuori strada come si chiamavano allora, che facevano impazzire il pubblico, tra cui il mio amico Mario, che saluto, che ricordo che con le trasmissioni gli è rimasta nella testa nonostante i suoi 60 anni che compierà a breve, molto vicino, quasi il mio coetaneo, forse un po' di più per fortuna, 3 anni più di me. Quindi secondo passaggio bene, liberato dal pelo, il pennello, Yaki sintetico scorre in maniera adeguata. Questo modo di impugnare il pennello, vedete, è una specie di sistema per insistere magari nelle parti. Qualcuno dice anche non mettere la schiuma sulle labbra. Boh. Qualcuno sa se sono prodotti nonostante tutto pericolosi? Mi auguro proprio di no. Il silenzio nei cortili e i segnali di vita scarsissimi a quest'ora, è l'1:20, quindi un'ora in cui la gente, altro che farsi la barba, sta già sgranocchiando o si è già fatta 2 bicchieri di sprizzoni, questi terrificanti beveroni che hanno invaso la cultura italiana. E andando avanti, a proposito di follie, e poi qui chiudo perché qualcuno si è già premurato di dire piantatela, andando avanti corriamo, purtroppo è stato trovato un bambino di fianco ai rifiuti ieri mattina a Taranto da una signora che portava il cane dentro una busta di plastica con un peluche. Il bambino è stato abbandonato da una donna di origine georgiana che è stata identificata nella notte e denunciata per abbandono di minore. Il bambino sta benissimo, salutiamo questo bimbo, non so che nome gli abbiano dato, io ti chiamerò Olbas, non so perché Olbas Oil, ho trovato questo. Cos'è l'Olbas Oil? Sono prodotti di origine medio orientale che non so chi usi, io certamente no, ve li faccio vedere così diamo intanto un nome al bambino tarantino, ma era una scusa. E per il resto ci stiamo cercando di evitare che si asciughi, andiamo avanti correndo con i nostri highlights. E Nordio, azione penale contro i PM che hanno indagato contro Renzi e la Fondazione Open, che è già una cosa strana, perché non è che poi sono amici Renzi, Carlo Nordio è la destra e la Meloni è Fratelli d'Italia, però questo è un gesto da un punto di vista giudiziario di grande trasparenza. Nordio è uno moderno nonostante tutto, è uno che è garantista, insomma, e questa è una cosa che gli fa veramente onore. Lo ringrazio non perché per proteggere Renzi, di cui a me ne frega meno di niente, però insomma Renzi è uscito bene, quindi giustamente i magistrati che lavorano male e non vengono puniti per le responsabilità dei loro atti devono essere messi sotto la lente, e ci deve pensare il governo e il Ministero di Grazia e Giustizia, come si chiamava una volta. E qua dobbiamo piantare lì il caro vita, questo toast tagliato e l'acqua per il cane, 2 euro per tagliare il toast e 0,30 per l'acqua del cane nella ciotola fuori dai negozi, sono l'ultima follia di questo paese di imbecilli che dietro queste cose corre. Io peggio di loro, che le riporto sulla mia lavagna, magari togliendo spazio a notizie più importanti. Leggevo tra parentesi stamattina, qua si sono perse le stazioni, probabilmente la radio Bimbo Minchia che stavamo ascoltando, però forse ci ha salvati. Io ne metto un'altra in una stazione evidenziata e allora mettiamo Radio Alfa Lab. Che cosa sarà? Non lo so, sentiremo. Minchia, che cazzo è sta roba? Peggy Goes On, cos'è? Oggi vogliamo farci ballare. Siete pronti? L'acqua gym l'avete fatto per tirare giù i rotoli? Avete già sotto l'ombrellone gustato qualche cocktail del nuovo mondo? Paesi nuovi va avanti. Io ringrazio chi ha ascoltato l'ultima puntata, che era I ragazzi di oggi, ispirata alla canzone di Luis Miguel dell'85, sul podcast Paesi Nuovi su Spreaker.com, oppure su Apple Podcast, su Google Podcast, su Amazon Music. Grazie, perché qua la civiltà che balla, non so quale civiltà, neanche quella dell'impero romano che ha ispirato questo rasoio. Nel contropelo le rapine la grattano un po', ma questo me l'ha sempre detto anche Marco Traverso, che saluto, che incredibilmente avremo a Ferragosto nel suo canale Facebook privato, ma incredibilmente una tantum aperto a tutti, anche ai non amici, quindi non perdetevi la sbarbata di Marco Traverso, che saluto con affetto. E quindi non parliamo più di queste fregnacce, andiamo piuttosto a parlare del granchio blu. Il granchio blu sta
complicando le notti di Luca Zaia, il governatore del Veneto, perché ha detto è una tragedia, mangiano tonnellate di vongole e poi si può anche mangiare il granchio blu, quindi se comprate il granchio blu e lo mangiate, che non deve essere nemmeno male, avete anche il ripieno di vongole. Se no magari dei piatti nuovi per qualche chef stellato che ama la Cannavacciuolo, per fare un nome dei più noti, o anche Barbieri, un piatto visionario, insomma, il granchio blu ripieno di vongole mangiate nella laguna di Venezia, alla faccia del governatore del Veneto. Purtroppo dobbiamo parlare anche, vabbè, dei obituary. Michela Murgia, 51 anni, ci ha lasciato l'altro ieri dopo una malattia di un cancro con metastasi ovunque. Funerali politici ieri a Roma, alla Chiesa degli Artisti, con la bara portata a spalle da Roberto Saviano, che non ha perso l'occasione di esibire tutta la sua acrimonia contro questo mondo che lui ritiene un suo nemico. In realtà la Murgia è una brava scrittrice, tutti l'hanno ricordata, anche Matteo Salvini, che veramente ha detto tutto. Povera donna alla nostra vicinanza. Il 13 agosto ricordiamo, chi se ne frega, Roberto Bolle ha fatto il testimone di nozze di due star della Scala di Milano, i suoi colleghi, la ballerina Manni e Adria Scenco si sono sposati nel Salento, e lui ci sarà messo così, tutto scolpito con la sua tutina probabilmente, a salutare con una bella torta in faccia. Si usano ancora le torte in faccia, erano bellissime ai tempi di Jacques Tati, ai tempi del cinema muto, invece nessuno si è preparato che dargli una torta ben augurale, chiaramente agli sposi che salutiamo, chiaramente con molto affetto. Brutte notizie dall'estero, intanto bagniamo perché qua il tempo corre e se parliamo di Roberto Bolle qua non la finiamo più. E andiamo a riprendere sempre lui. Ormai è esiziale il terzo passaggio, ma quello di cortesia, quindi cortesia, tutte le cose di cortesia fanno piacere, come l'auto che vi dà il concessionario quando vi blocca l'auto per il tagliando, chiedete l'auto di cortesia non c'è mai. Si faccia avanti qualcuno che ha trovato l'auto di cortesia disponibile quando gli serviva, anche prenotandola. E quindi in questo sprigionarsi, ma questo è il vincitore di Sanremo. E lui, è Marco Mengoni, qui non arriva la musica, direttamente da Soriano nel Cimino, dov'è che è nato? Insomma, nella Tuscia, che ha dimenticato, ha lasciato per Milano, chiaramente città della musica, una città per cantare. Va anche un saluto al mio amico Alessandro Vaudano, che canta e fa concerti molto belli, se volete invitarlo, anzi, assoldarlo per una festa nel nord Italia tra Milano e Torino. E anche la Riviera Ligure, molto bravo, vi giro il link perché fa delle cover molto belle, è un duo. Alex Vaudano, un caro saluto anche a Marco Longo, che non sento da tanto tempo, che forse guarda i miei video, lo saluto con tanto affetto, e Luca Gragnolati, tutte amicizie del mio liceo, dei miei tempi, di quegli anni in cui si andava in vacanza in macchina, altro che in aereo. Bene, terzo passaggio è praticamente pronto per essere effettuato. Con il Roman Empire purtroppo non abbiamo assistito. In Ecuador ci sono elezioni, è stato ucciso Fernando Villavicencio, candidato che ha denunciato l'attività dei narcos che purtroppo, come sempre, i capi di quei paesi l'hanno seccato, l'ha fatto fuori. Era un giornalista, una donna l'ha sostituito, non ricordo il nome, guardate la cronaca degli esteri. Quindi in America Latina continua ad esserci dei segnali di violenza incontenibile e purtroppo i paesi democratici non riescono a crescere in quelle aree del mondo. Passiamo sopra il Niger, di cui non ci sono più state notizie perché ancora missili ucraini sul ponte Kerch in Crimea, quindi i droni ucraini stanno bombardando i ponti, danneggiando l'economia di chi viaggia, chi deve muoversi in quella terra martoriata dalla guerra. Ma purtroppo tanta morti a Maui, nelle Hawaii, per gli incendi. Gli incendi sono ormai una costante data da forte siccità e soprattutto dai venti violenti che spazzano le coste del mondo e non solo. Insomma, una tragedia. In America è successo un disastro allucinante. Radio bla bla non c'è più, invece abbiamo questa saltellante Alfa Lab. Il caso Moro non è un caso Moro di Paolo Cucchiarelli e Tommaso Minniti nelle sale notturne, lo diciamo sempre. Io direi che abbiamo completato con dovizia di particolari. Andiamo qui a fare il terzo passaggio per poi, molto molto a velo di sposa, ciao Alessio, sono molto belle queste canzoni dell'oggi, veramente, dei testi profondi, musica studiata, preparata, con grande
cura e veramente merita di avere molto successo. Chiaramente sono ironico, ma sono anche vecchio, e qualcuno di voi probabilmente apprezzerà questa cacofonia radiofonica che attraverso le radio in streaming e non solo mi sono tagliato, ho sentito un taglio, lo vedremo dopo, nello specchio di cortesia che ho nascosto nel lato basso, non vedo niente, quindi non ho schizzi di sangue, segni di sgozzamento. Io direi che la rasatura si può ritenere conclusa, classico passaggio di mano per sentire se sono ancora delle presenze, direi di no. Questa zona è per me sempre più ostica, andiamo a sciacquare con acqua fredda, che fredda non è, in questa calda estate. Bene, l'asciugamano è color tortora quest'oggi, lo vedete? Esco anche da sotto come vedete, oppure anche di fianco nell'asciugamano, tamponiamo, questa radio è inascoltabile ma insomma vedete qua gli svolazzanti tranci di trippa, vedete come svolazzano. Bene, non facciamo asciugare troppo perché in attesa di usare un aftershave che possa soddisfacerci andiamo a prendere una piccola rassegna proprio semplice della domenica del Foglio, dove l'elefantino Giulianone Ferrara parla della crisi del centrismo liberale finito in rissa per eccesso di serietà. Io non ve lo leggo, è molto interessante. Mentre il paese sta fermo e canta la canzone dell'estate a modo suo, parla di Renzi e Calenda, chiaramente del terzo polo che non è riuscito a combinare niente, anzi Calenda è rimasto sotto, schiacciato dalla furbizia di Matteo Renzi. È molto bello il pezzo perché è scritto come sempre molto bene e viene ripreso in fondo pagina parlando del centrismo che non c'è, e si dice: quando si è troppo sicuri del perché non funzionano i taxi, quando si detesta il balneare che è in noi, quando si idoleggiano le tasse, quando si fa dell'Europa una categoria metafisica, quando il debito buono e i prelievi dello Stato sul profitto li realizzano i banchieri cattivi e i sovranisti pessimi, e tu protesti in nome dei principi di mercato, quando la condotta personale si informa di più al più corrusco dover essere, ecco che si diffonde un'aura di triste discordia che nessun buon libro, nessun manifesto di valori, per quanto impeccabile, nessun ben intenzionato programma arriva a disperdere. Questa è la fine dell'articolo, dove ho letto anche la parte prima, non ve la leggo, ma all'interno avete il vertice di Palazzo Chigi, ci pensa Brunetta, perché sul salario minimo hanno coinvolto il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, tanto preteso dall'ex ministro della funzione pubblica Brunetta, insomma, che non so cosa potrà fare in merito, quindi se la passano con una sorta di governo ombra che usa questi organismi costituzionali per i propri affari, per la propria comunicazione, e poi si parla di Giorgia le tasse in sangria, perché qua la BCE della signora Lagarde va messo in guardia dall'evitare di fare proprio l'operazione che invece ha fatto Giorgia Meloni. E quindi, sarò breve, si dice tassare gli extraprofitti bancari? Bene, creerebbe incertezza e colpirebbe negativamente la crescita economica e reale, e non solo, indurrebbe gli istituti di credito a offrire condizioni meno favorevoli ai clienti. Di più, spingerebbe le banche ad aumentare i costi sui servizi forniti ai clienti senza che il governo possa in alcun modo considerare illegittimi quei rincari, con il risultato paradossale di aumentare il rischio di potenziare la spirale inflazionistica, la stessa che la misura si prefigge di fermare. Questo è quello che pensa la BCE, o meglio, questo è quello che la Banca Centrale Europea metteva nero su bianco nel novembre del 2022 per stigmatizzare la proposta spagnola di introdurre una tassa straordinaria sugli extraprofitti bancari. Loro non l'hanno fatto, noi subito. Complimenti. Poi abbiamo, interessante, le vacanze di Cassese, il costituzionalista, a cui chiede una tassa sulle banche, un pugno agli italiani. E lui risponde: Meloni vive come un'assediata. Lo riprende a pagina 4 del Foglio, come vedete, le tasse sulle banche, un pugno agli italiani, e dove la bella frase che io riprendo in sintesi e per ingolosirvi andavi a comprare il Foglio di ieri, che vale anche per oggi, lo trovate anche oggi naturalmente, si dice che manca il coraggio politico di fronte alle pressioni elettorali, perché non si capisce che il disprezzo della popolarità è la virtù massima dell'uomo di Stato. Con queste parole Luigi Einaudi riassumeva il pensiero, niente più
niente proprio di meno che di Kennedy. Quindi prendete atto di questi miei suggerimenti, perché è anche divertente a proposito di salario minimo la piccola posta di Adriano Sofri, che vi faccio vedere qua evidenziata, dove con molta musicalità italiana ci dice: se potessi avere 9 euro al mese, fare tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Questa ve la ricorderete. Ma mentre andiamo di corsa a parlare, purtroppo, partiamo dalla fine, poi torniamo indietro, perché ho detto purtroppo, quindi parliamo del successo del film di Barbie. Questa è la Barbie negativa, che fa vedere un Birkenstock, un sandalo tedesco, lo vedete, ve lo faccio vedere, nella mano sinistra, i quali ciabatte da star, è il bellissimo pezzo di Fabiana Giacomotti, dove dice: l'irresistibile ascesa delle Birkenstock dopo Barbie vendono il doppio. Lei racconta che l'altra sera a casa sua, della giornalista del Foglio per l'appunto, avevo 4 signore, 3 di loro indossavano Birkenstock sotto il caftano da sera, in pelle dorata con le fibbie di cristalli, cioè nella nuova costosa versione per le incerte ma comunque di base zatterone. 3 anni fa le stesse signore avrebbero avuto delle infradito, lo scorso anno delle friulane, 10 anni fa delle havaianas e 15 anni fa un po' di tacco anche al mare. C'è chi non resisterebbe alla dominazione progressiva e irresistibile della zatterona di sughero sgraziata, proprio come Barbie stereotipo, che nel film, messa di fronte alla scelta, non esita a favore dell'opzione tacco la sua vita normale, tra virgolette, che un tacco 8 e dopo tutto non è convenzionale per caso. Barbie stramba, che invece è quella che vedete qua con la ciabatta in mano, la piazza però nuovamente le ciabatte sotto il naso e irremovibile le dice: devi volerla conoscere, ok? E così la Barbie biondissima e di gusti veterotestamentali, cioè piccolo borghesi, va a sporcarsi i piedi sulla spiaggia di Malibu. Molto provocante questo articolo, anche un po' feticista per chi è appassionato del genere, quindi interessante sapere oggi cosa succede. La Birkenstock ha preso casa tedesca che produceva ciabatte veramente, che tutti abbiamo dileggiato, di quelle portate dai tedeschi con i calzini, è diventata grazie a questo film che ha incassato oltre $1 miliardo solo l'altra settimana e continua a macinare, tantissimo successo. Andiamo a vedere il Kennedy di Bedio, qua nella tenera immagine di Romano Prodi, al di là di tutto, con la moglie Flavia Franzoni, che sapete benissimo, cognata della mamma di Coni, di cui non voglio parlare. È un ritratto molto interessante della loro estate, scritto da Michele Masneri, il più grande giornalista del Foglio a mio parere. Si dice che il 2023 è stato l'annus horribilis della famiglia Prodi, case, chiese e biciclette di una dinastia. Si parla di 5 fratelli, tra cui Quintiglio, qua viene il posizionamento geografico delle proprietà della famiglia Prodi, che aveva ristrutturato il castello di famiglia a Bebbio, in provincia di Reggio Emilia, feudo estivo appunto della famiglia. I confronti con Berlusconi, la vittoria di Prodi che 2 volte ha battuto il Cavaliere, l'icona della mortadella che gli affibbiò Paolo Guzzanti, anzi Corrado Guzzanti, scusate, figlio, e che lui ha tenuto gelosamente come un nomignolo identitario e simpatico, in quanto anche nelle feste dell'unità si parlava e si mangiava questo salume, e non solo, perché a Palazzo Chigi si mangiava anche a Palazzo, quando lui è stato nella sua prima stagione prodiana capo del governo nel 96. Si dice si arrivava dal breve governo tecnico Dini e dal 1994 del Cavaliere, e Berlusconi, state a sentire, aveva abolito un fondo abbastanza ingente per le spese della presidenza della Repubblica, e quindi era tutto all'insegna della grande sobrietà, affettati per l'appunto la sera, quando finito il lavoro si andava nell'appartamento in dotazione. Racconta sempre Soverini, che è stato un suo assistente, il quale racconta il suo pullman dell'Ulivo durante quella campagna elettorale, inseguito dalla Duna con sopra tutta la redazione di Cuore, quindi scene meravigliose. Lui sui pneumatici di gomma proletari, Berlusconi con ville, case, aerei, cielo e terra gestite da mezzi, quindi
un contrapposto fra i due sistemi di fare campagna elettorale, e appunto si dice che una volta ogni 10 giorni al massimo, dopo queste mortadelle frugali nell'appartamento in dotazione al Presidente del Consiglio, si andava come lusso ad assaggiare, anzi a gustare la tartare di manzo da Fortunato il Pantheon, che sapete benissimo è da via della Maddalena, subito uscendo dalla piazza sulla destra, frequentato anche molto dalla Lega prima ora, quando ancora Roma ladrona, ve lo ricordate? Gianfranco Miglio frequentava questo locale, chissà che fine avrà fatto, indagate, e insomma sempre un po' campeggiatori, anche se il vero campeggio si è sempre tenuto a Bebbio, appunto, dove ha questo piccolo vecchio castello, e di nuovo si torna all'Emilia, al potere locale e alla città, una dimensione che Cavaliere non ha mai avuto, avendo base mediatica e televisiva, dunque per definizione aerea e apolide. Molto bello questo pezzo, io non andrei oltre, però mi fermo e mi ringrazio, perché ci occorre oggi una spruzzata di un prodotto, non so se versione spagnola o meno, qualcuno mi corregga, vengono venduti, ecco i puristi, aiutatemi a capire, il Floyd in versione formula spagnola, io questo l'ho comprato a Cecina in offerta con la sua bella pompetta 3 anni fa, e vado, non so dico dove sia, ma so che è sempre molto buono, e sentire la sonorità di questa pioggia aranciata sul mio viso in questa calda giornata d'agosto mi porta a salutarvi, ad augurarvi una buona giornata, una buona domenica, buon Ferragosto a tutti, da Andrea e da Domenica, che barba, alla prossima, ciao!